Per esempio su Thuram, adesso che mi metti il commento in evidenza, Thuram io l'ho sentito e lui ha detto proprio così, e lui è stato presuntuoso. E ci Ma non siamo. è l'unico, Peppe, anche Cialanoglu che dice io sono tra i migliori registi al mondo. Non Sì, puoi sì, sì. dirlo fin qua, non lo è, perché se tu nelle partite importanti ti nascondi e non esce fuori il vero Cialanoglu, che lo fai nelle partite meno importanti o in Serie A, per me non sei il miglior regista al mondo, perché il miglior regista al mondo potrebbe essere un Modric, un Rodri, che ti fa sentire la sua presenza in quella partita e ti prende per mano. È questo quello che se io contesto ai giocatori dell'Inter. Di un giocatore come Lautaro che dalla stampa viene edulcorato come pallone d'oro, candidato al pallone d'oro di 2 anni fa, dell'anno scorso, un giocatore che evapora completamente in una partita finale di Champions League per lui capitano che non prende per mano una squadra. È là che c'è la presunzione, è là che c'è l'arroganza.